Signore e signori di Pellegrino, buonasera. Grazie. A nome dell'Associazione Culturale Teatrale Georgios sono lieto di presentarvi A Repubblica di Patati, commedia comico brillante in 3 atti tratta dall'opera dell'autore Alfio Bonanno. La televisione, le radio, i quotidiani e gli altri mezzi di informazione conosciuti giornalmente ci raccontano fatti sui quali spesso ci soffermiamo a riflettere. La politica e i suoi rappresentanti non sempre ci soddisfano. Maggioranza, minoranza, leggi e tasse improvvise che sembrano un capriccio di persone e le emanano al fine di mantenere una sedia al Parlamento o al Senato, piuttosto che per tutelare noi elettori. È una storia vecchia questa, e dite la verità. Chi di noi non ha mai desiderato scappare da questa città corrotta dal potere per rifugiarsi magari in campagna, alla ricerca di tranquillità e spensieratezza? E qui incontreremmo János Parapagliazzo, il personaggio principe di questa commedia, un umile proprietario terriero, appassionato dalla coltivazione e dalla vendita delle patate. Nel piccolo casolare che vedete alle mie spalle, una famiglia turbolenta e 2 aiutanti sui generis regaleranno a Jano giornate di ordinaria follia. Purtroppo, pur vivendo lontano dalla società fanatica e costosa che lo circonda, Jano non riesce ad esserne del tutto estraneo. Appunto, decisioni discutibili dei politici governanti lo condurranno alla pazzia. In 3 atti divertenti, Jano, bistrattato dai politici del nostro tempo, si ribellerà e sarà schiavo del potere, al centro della sua pazzia. Ma chi è il vero pazzo? Chi come Jano si ribella ad una tassa o una legge che non lo soddisfa? O chi si lascia investire dagli eventi, nell'attesa che questi si risolvano senza certezza? Non vi resta che scoprirlo con la nostra Repubblica delle Patate. Signore e signori, buonasera, buon divertimento a tutti voi. Senta mia, fortunata, vai da fuori a ricogliere i robbi perché mi pare che si sta mettendo a chiovere. Poi vai ci tieni pure una puliziata a stanza di letto, perché tu sant'uomo di mio marito quando non c'asi non si degna mai, mi si sceppa e scappi e ogni volta mi porta in una carolata di terra. Oh signoria, ma va scusare, ma suo marito è un vero sceuso. Che ancora non c'ha venuta fantasia. Mi sistema una bella cascetta di patate in ta stanzeletta. Fortunata, per favoretto, casa è pure a tia. Fatti i fatti tuoi e non mormoriare dopo paciuni. È vero che in ta stavi sulle patate, ma manco si può dire che è sceuso. E chi ha a testa sempre a suo ciavaglio. È meglio di auci, che non si fanno mai fatticetti so. E chi è? Giornata di complimenti. A così lei m'affenni. Io volevo dire solo che un buon padre di famiglia stava a interessare da sua casa, di sua moglie, di suoi figli, due personali di servizio e non come io, che se ne futti e se non campagna. L'unico pensiero che ha sto cristiano sono i patati. Sta più sai che sono due camperi che cudo sia. E a mia è 3 mesi che non mi paga. Che ci pare giusto? E finalmente tu ci basti, studenti. E tutto che si era fatto? Ma chi ancora non ti ha pagato? Ma non sai che di questi tempi così vanno male? Lascia che vendiamo sti patate e sistemiamo tutti i cosi. E piuttosto ora mi vuoi fare il favore, mi vai a ricogliere i robi da fuori e mi ci doni la pulizia alla stanza letto? Sì signora, stai annando. Beh dannagiti, che ancora avevo un sacco di cose da fare. Certo, chi sta a essere sincera, mio marito non è che mi pare tanto buono di sti tempi. Sempre chi parla di patate, patate di qua, patate di là, patata mattina, patata sera, e che sono belli sti patate, e non ne mettiamo sti patate, e così catta sti patate. Oh ma allora ti stai lì ora, ma la via di miglia. E pure tu ti metti sta a bagnare i patati. Ora ti catta una bella lavicetta, ta summa e l'altoparlante. E la summa da son te corna.
Ma come che stava sempre ridendo e scherzando? Magari con tua mamma da picchi ora. Piuttosto, un netto solo, che la mentura che chiami non mi rispondi. Veramente a Torittello Massemi, mi scemo con una passeretta. Ma poi io mi fermai, mi riposo vicino al lavatori e da continuare a camminare Puviolo. Dissi che avevo andato al mercato. Tu vedi, quando fate accostiti, in chissà facci chi ne mossi, peggio di quando eri piccinetto. Cerco che non si alza, ma che fa me vedi per fissa. Piuttosto, perché non mi conti invece chi ci va a Pestaninella, a Lavannara, e tesoro ci fa l'occhi tu a Pippo? No, guarda sti cosi, io mi conta di lavatori, di violi e di violini. Ah, ma tu mi pari? Ma che ti pare che il tesoro ti scappamo da casa? Lì sono amicizie innocenti. E poi, che vorresti dire? Che non l'hai visto pure tu in anni? Oppure che non ti facesti mai zita quando eri carusa? No, non dico questo, ma ai miei tempi, quando si conosceva una carusa, insomma, noi altri eravamo più seri. Topace non facevo cada passo mosciata sciata. E io non mi ne andavo campagni, facendoci la faccia di peccamotta idro, mentre chiantava i patati. E patati, e sempre patati. Pare che in questa casa non ci fosse altro. Frati. Mamma, ma che preparasti questo pezzetto? Reschi di pisci fatta a cotoletta e figatetta di musco arrostuti. E chi l'avevo diventata fina picciridda, pare una principessa, ma ti basta avere una statua fino ad ora! Vada, la signorina vi dia parola. E un baronetto fa l'alfabeto muto. Oh, ma capite in ta testa? Avete fame? Datevi di pesce e andate a Pudia a pigliare il pane che comandai, forza! Bene, Arti, andiamo a Pudia. Prima che avanti mi fa diventare a destra quanto un po'. Sistema entra poi da via mette da uno. Ai, arrivati figli e crescono porci. E quando fanno da così una che ci ha visto a dire? Tua mamma ti insegnoi. E chisto non ci posso dire. Ma intanto figo tu mi fanno infracidere. E non diceva io che si stava mettendo a piovere. Tu sapi mio marito non è che si sta bagnando? Speriamo mi c'è una caglia mi si ripara. Quando fai aiuto fortunata, va? Prima che i nervi mi chiamano non ta testa. Pascale, guarda che bello, lampi, suona e acqua forte. Un tempo ti spasciò in tanota. Mi stai scialando con tutte queste remore. Michele, finiscila, piove scatto. E se non smetti, va a finire la faccio l'incontro. Scusami, che fece Oceano? Tu lampo, che picca non ti puoi in testa. Già, era rena mia fino a un minuto fa. Ma ora non vedo più. Sapotti, guagliari. Non sono guagliari. Bestia, non mi vedi perché se ne andò a lui. Ma, e chi sei noi, ragazzi? E perché ho distretti? Sì, in villeggiatura se ne noi. Ma così non mi vedi più a tutti i tuoi frati. E io vorrei fare lo stesso, vorrei fare. Ma Zoiano, io non ti figi. Ma perché ancora continuo mi vedo io conto? Cecco, un malo tempo e a papà chi danno la centrale elettrica. E restiamo oscuro. Quanto non ne so i cannili. Oh, abbassami, io mi scappo. Sì, volevamo i beni, abbracciamoli! Battaglia, come microfono sì così un po'. E ne volevo fare una balladetta e ne volevo fare! Come palese! E tu che fai gioco in terra? Cada massimo! Io da tuo frate, io da...
Ah, ti mancava, stai anche. Oh, che giornata. Oh. Ah, finalmente il carone a luce. Ah. Oh. Ma che mano è sta puzza? Vuoi vedere che fortunata? Si diventa come questa spazzatura. Non vuole sciavacchiare, cazzo. Però pari. No, non puoi essere. Pascali, sento uno sano sciauro. Che bene da redattia. Piano, io non ti vedo. Piano, fermo, figli! Lei male di Roma! Largo! Ma si può essere così? Ma anche un piccerino! Non ti sentiamo. Vai a casa e ti cacci mutani e pantaloni. E metti che ti trovi come passi mi cattivo il giornale. Ma c'è? Ma ti piace cosa giusto? Questa è l'ultima moda. No, non mi piace la moda. Fuori è nagati. Che mi impistaste nella casa. E si cantò malo tempo e si cagò del cuore. Ancora casi! Forza, ricoglili! Vieni conto del giornale quando passi. Soiano, come ci pare io vestuto? Namurisi, un gioiello! Oh Michele, e noi ci rompere magari tu. A riposto di nazi. Soiano, che faccio? Mi ho coccato con l'aulino. Ma come può essere? Che testa non ti regge proprio. Su po' tavolino devo bucare. Siccome lei disse a ripositi, caletto non ce n'è, che faccio? Mi ho coccato con l'aulino. A ripositi? Cioè settiti, mettiti giù, stai una seggia. E dormi te una seggia ora. Ma cosa dissi che dormi in ta seggia? E dormi a come cavalli. Senti qua, ma chi tu che vuoi? Chi già da 5 secondi mi confonisci tutto il cervello. Lo sai che fa? Gli hanno puntiti dentro il muro. E sta attento, sta attento, non mi dica da casa del corpo. Che io adesso metti, vai a pigliare la vecchia di acqua fresca. Non sia dire, non sia dire. Ma guardate qui cercare. Andare che non siamo. Ma che sta facendo? E che convinto, Vai le vedete già che pesca? Sì, e possiamo accadere la casa in coggio. E che fa? Tu c'hai una di fissa? Ma quando mai, figlio? Ho visto a casa io, che ancora ti do conto, il petto pure tempo con te. Ora che dici, vuoi stare sto muro, che mi sta parendo uno scoppione. Venga, mi vedi una picca di acqua fresca, che si pici tanto, e a mannare, a travagliare a mannare. Piuttosto, vediamo quando si
lo scienziato tuo frate. Oh, io di qua non mi muovo, ossia mi ci impuntite da qualche cosa, che se non che io mi scanto. E chi tempo? No, ti piace così, eh? Ora vuole alzare sto muro, vieni qui fuori, che si picchi tanto, io ancora siamo qua, io non mi ha cognato dolente stamattina. Forza! E che fa, scappa? Ma come porta a scommettere con questi? Come porta? I fratelli Caraballo. Dicono di essere gemelli e non si assomigliano proprio. Anzi no, che cosa di gemello l'hanno? Poi ci rivedo. Un tagliato di stazza fragida. Gli hanno, caniglia gli hanno. Che non è buona manco piatino. Ah, santa pace. Mamma, sbagliare mi devi. Come ti esci di gusta? E ora che è da fuori, ti va da casa. Ma tu saresti cade da un momento all'altro. Che chi ha? Chi ti manca? E a questo dopo? Ci manca direttamente l'ottavo piano, eh? Però è un bravo uomo, eppure suo frati, fidati, travagliatori, ubbidienti. Magari troppo. Io scherzo. E questi mi pigliano in parola. E ora, Michele, è convinto che a casa se ne sta cadendo. Se non è scaricato e chi ci deve fino a mangiare a Michele stamattina? Mi sta prendendo il babbo di si vuole. Che fu concettina piccola? Che ti piglioli? A mia che mi piglioi? Non ti si diari, ne esci e ricordi da chi si gioca ancora. Ma giusto, bella, ma che te ne pare che mi voleva fare i sassi? Si parò davanti a volte e non mi voleva fare i passati. A posto. Facevo giornale. Oh, ma sei tu un mago? Come hai visto a capire che stamattina hai venduto Rablotti? Caccia il trucco? Per favoreggio! Quanto mi arriva a tutti e due in tua campagna? Che stamattina già mi stanno facendo chiamare la pressione. Dammi sto giornale, che mi leggo solo perché. Cammina, cammina. Oh, povero papà, non ci basta di scommettere i patati. Ora, pure sostituire la base ma a combattere. Invece mi aiutano, o sgropano. E certo che ce ne vuole di pazienza. Cuoli sotti, cuoli patati, Pasquale che chiama a destra, Michele che chiama a sinistra. Ah, intanto, sono l'unici di cui papà si può fidare. Lo sentiste la opzione? Non era Pinti, l'operai, ti sono anche Pinti. Stavano picchiato un sacco di patate all'uno. E certo, questo è vero, sono uomini buoni. Una picca toccati, ma sempre buoni va. Comunque, Lucettina, ora io vai e mi riposo una sendicetta perché sono stanco. Però all'ora di mangiare, passi e mi chiami, Va bene. Certo che sta a essere sincera, la vita in campagna è più bella, ma mi piace. Chi perciò pigliavo di patate? Mia mamma stava sempre tanto voci. A me non potessi stare con Pippo. E tu sì che mi capisci. E io ci voglio più bene della mia vita. Ma mi piace, non mi vuoi sentire, manca brodo. Ah, Pippo, come vorrei essere con te. Lo sai che mi sta facendo tutto male. Ah, forse è meglio che non ci penso, ma se non che è peggio. Tu hai pure io, sognavano mia mamma, va? Ciao, come corri, non ti preoccupare che tutte cose sono. Vita mia! Ma dimmi, qual è che ti porta a casa? E che ti dimenticasti che stavo in casa l'altra sera. Però, hai venuto io? Sono per parlare con tuo pace, ma queste quattro mette a campagna, vecchio, a questo stare una picca sola. Dimmi, ma
farci una parata a Tovaci? Sì, ma Ma lo solito non ne vuole sentire, è vero? Io mi faccio potete abbracci, ma non può tirare bene che ce l'ha fatta sto cristiano. io veramente mi dissi, ma magari mi affronto, mi lo dico. Ma cucettina, dimmi l'affronti. E dimmi, ma così vediamo che tu che hai e sistemiamo. Ma veramente penso che se tu tipo o diventa ridi o mi sa che ti sei buono. Ah, buono, cucettina. Tra noi altri non c'è una chiesa di segreto. E dimmelo. Ma si dici, ah, e tu dici, Che dice Tovaci? intanto se tu lì a mia, prima mi conoscevi, ce l'avevi dire io. E poi non solo dici io, come faccio io? Una figlia di 20 anni, di scoli Audi, accessoriata di tutti i cosi, mi ciadogno a non tinto maduraro, discendenti di una generazione di Pomadurara, nentimeno figlio di Alfredo, nemico d'infanzia. Ah, da così dici? Ma io cosa crede di essere per 4 patate che chianta? Che stanno non stanno manco capaci di vendere. Avete abito la sto patataro. Cristiano non bevono la puccia. Ecco, sapevo che ti si piace, ma intanto i tu dici, che la patata è un prodotto aristocratico, adatto ai palati fini, alla gente altolocata, tanto è vero che è preferito dalle gente del nord, sui suini e civilizzati di neosi ignoranti, mentre invece Umadoru è vitano e volgari, lorda e presidisciviato, e perciò quello coltiva alla chiesa di forza un pezzo di vitano senza civiltà, niente più il camorà, ma mi pazienza. Veda Masci, se non fossi pur rispetto che la pittia, a st'ora una cascetta di pomodoro ci ha accoppiato sopra la testa, a due che non bambino non lo passa. Ma la situazione di questa maniera, non sembra che non mi faccia. Perché se non mi fa un discorso di chisti, lo so come ci va a finire. Va bene, va, cuccettino, vedi che ora me ne vai. Mi vedo pomeriggio, lo sono un posto. Cucettina, ma che suono tutti questi versi? No, non mi dire. Lo passa dalla mia. Ti sbagli! Non sogni tua mamma! Ma tu è che un bambino di suo padre! Scusi signor Sparapagliazzo, ma lei ha sicuramente equivocato le mie parole! Senti, Piccioni! Io non equivocato niente! E meno male che si metteva a giovane e a poi tornare a casa e mi picchio l'ombrella! Se non cambia mi piglia sta bella schiena! Guarda, bacia! Ti ho detto che stavo cicciolando come tutto fisso! Sì, ma io ero... Senti, ma! Guarda, capì? Quando vuole provare un freddo come Maldonado come Mattia, ti vuoi sistemare con mia figlia perché è un buono partito? ma io ero venuto per fare... Senti, ma dici? Io come dico io e basta. Io ti dico pure, mica è incessata. Paro con paro, e ognuno con suo. Aviato, quando il tuo persone ti do a freddo. E già dire che se vuole soddisfazione, io sono lo spento. Vuoi vedere, sto cosa veloce.
Guarda signorina, che è meglio come da vecchietta oggi. Ma io che voglio? Ma io mi alzo mattina e lo penso. Io cammino per strada e lo penso. Ma io mangio e lo penso. Mi cucco e lo penso. Inizia! Vai a cuccoli! Anzi, non venga! Che poi se ti cucchi non pensa al profitente! Vi ha dormito mamma, e io dico a fare su pizza. Che stai roando magari io? E se ti vedo pensare, non faccio come li finisci. Forza! Dai, un nada, non bresci un po'. E non solo per tempo. Lo dice magari al giornale. Era la prossima. E io non so che cosa fare in tolopo e non ci posso andare. Mi passo pure la valeta di Savacchiati. Con tutte queste novità che non c'è il governo. E poi ci insegnare a mie figlie a non pensare. E chi mi manca, ci va oggi? Chi mi manca? Soiano! Allora che facevi? Non andavo in campagna? Andavo soli a cogliere i patati. Grazie, grazie. Chi mi mancavano per completare? Grazie. No, per favore, c'è siti. Non mi combinate cacchio crepelo. C'è siti. Che oggi non mi pare una giornata buona per Savacchiati. Perché c'è troppa gente che pensa. E che vuole dire? Perché c'è gente che pensa? No, ma che stai dicendo, Pasquale? Fossero tutti come a te e a tuo frate che non pensate? A proposito, Michele che fa? Perché non c'ha? Si scanta perché a vostra casa ci cade sulla testa. E fumatelo pure Gustavo. Michele, ti dissi che casa è buona e c'hasi. Ma quanto se ci sono? Non ti spiegare ancora che se ci togli tu malinteso, dunque provo, va! E chi c'è? Qui, qua, sta sul discorso. Sì, qui, qua, Paperino e Topolino. Qui provo! Vuole dire che ancora tuo frate capì una cosa o a posto dell'altra? Ora devo capire, a casa non se ne stava decadendo. Esattamente. E se ne stava cadendo un bracchettino da volta. Pasquale, e vieni, uno che parla con Piauci e a lì di faccio per forza. Niente se ne stava cadendo, niente. L'unica cosa che se ne cade, io un prezzo di patate, che mi pare che mi ci aveva un anno per niente. Tu capisci a quanto me lo volevano pagare? Che se mi dicevano e ci regalava, era più contento, ma da credere va. Ma vuole dire, uno buon anno si ammazza a zappare, a lavare l'eppa, a assicurare i certi, a ammazzare i vermi, a trattoriari, a pompiari. E poi picchi, per regalare il suo ciavaglio, che ha durato un anno, a sti quattro politici, che senza fare niente, ci hanno a mangiare pulito. Ah, santa pace, unni volevo rubare, unni. Ma non c'era l'auto. Io. Michele. Michele, ma che sta facendo? Ma scusate, da Giuliano, stava vedendo se c'era
sti qui, qua, gente a cagnoni. Michele, ma chi è che aveva posto di ripeto chi? Ma non è una caghettina poi. Vieni qua, sputami pure tu. E quando vi parlo a tutti e due, cercate di capire che tu che mi stai dicendo. Meno male, Zuiano, che ci sono io che capisci tutte cose. Sì, come ancora? Quando ero in campagna e ti dissi mi taccavo. E perché non attaccai? Sì, proprio. E senti qua, non è un taccasti? Zuiano, ero in campagna. Sì. Ce n'erano gli alberi dei vicinanze. No? Allora, invece buono, tu attaccai con un pelo di patata. Il bello scienziato, sì! Io un mulo non solo scippò lo pezzo di patata, ma spatta assaggioi, ci piace io e cominciò a mangiare patate. E se non provavo io, già se ne aveva fottuto un sacco. E vabbè, che ci fa? Per due patate, lei ne aveva tanti. Senti qua, papà casa che non c'è altro. A parte un chilo di patate aveva la sua importanza. Ma poi lo sai che i patate sono un ortaggio speciale. Non sai, dico, che si tratta di un tubero sui generis. Sui generis? Mi pare che i patate le ho piantato sempre tutta terra. Non su questi generis che dice lei, che non saccio più nulla che sono. Canale guarda con giombo. Sui generis significa a modo so. Come un c'è tu per esempio. Tu e tuo frati siete sui generis. No, Zuiano, ma scusate, io a questo momento sogno su me scappi. E a chi buona, al massimo, a cavallo di molo. Ma su questi generis, che dici lei, non ci ha camminato mai. Magari io ne conosco questi generis, però Zuiano si urria in canali. Non facete fare un bello giro? E lei di zuppa! E io ancora che mi dogno conto! Ma come fare con questi? Come fare? Voglio dire che i patate sono un prodotto speciale che quando sono crudi sono difficili di digerire. Si può dire quasi velenosi. E un mulo scaccioni avesse magari potuto morire. Mentre quando sono cotti sono la meglio cosa che c'è di mangiare. Oh! Ma cosa dici? A me non mi risulta. Lei una volta non spiegò questo fatto. Che quando sono crudi i patate sono abbranati. Invece quando sono cotti diventano buoni. Io lo posso provare e non ci finisci. A dire la verità, dal momento non aveva patate e pigliai i puppetti avvelenati che avevamo fatto per i puppi che si mangiavano i giardini. Tu ricordi Michele? Certo, e quello scoda! E cucinammo a fuoco lento per come disse lei, Zuiano. Avevano a diventare buoni, invece ci tesi o cani. E chiedo che ti uti su tesso che pari a ring. Allora tu fusti che mi ammazzasse per il ragnolo. E io che credia che aveva stato una cosa fedosa da freddo per maturare. Ma dimmi una cosa, e almeno i puppetti che ti restarono i tardi. Certamente, i vitti che non funzionavano, i dai. Meno male. Solo se ci pensa che avesse potuto succedere un danno più grosso. Meno male. Mio frati l'aveva aiutato, ma siccome lei dice sempre di non gettare cose di mangiare, io pensai che non aveva cucinato buoni. Allora che feci? Io ricugì e mi tirò sulla tagliata. Disgraziato! Vai pigliare e porti bene sotto il capo. Prima mi succede che anche in banchiero. Cosa dite? Disgraziato. E tu mi fai davanti! Forza che non sto bravo, aiuta! Nagri!
questi cristiani sono una rovina. Ma si può essere così imbecilli, si può essere? Questi sono tanti imbecilli che se fanno un concorso di imbecillità e arrivano secondi tutti e due. Primi no, perché sono troppo imbecilli e copiano uno sopra l'altro. E a così che hanno a fare, c'è da dare le seconda bestialità. Se ne può dire. Oh, picchio nada, cominciamo come lo tempo. Oh! Gente! Ti proviamo. Però, fossi... O capemmo così piglioi! Oh! Sì. E basta! Ripigli! Sicuro non sogno, ma avete un maiale che faceva così che non aveva fatto mai. Chi può dire? Pasquale, faccio lui tu, cammina la schiena. Giuliano, ora ci faccio vedere io, guarda, siamo maiali. Un maiale mi torna da così. Oh, io mai avevo visto fare a sta maniera e penso che Poppetta Brenati ci mi coglito. E magari ho preso un maiale sa guaglioni. Un mazzato. Disgraziati! Assassini! Chi sto siete? Assassini! E almeno a tasto se ce n'era ancora Poppetta inmelenati. Tu pezzo di porco! Tutti si mangioi! E battato! Ci restò i mali! E che ne uno mi sa badare? Che doveva pure petire per caso? Signori miei, io no, io non ci avanzo più! Io a cavallo stai richiedendo! Che vuol dire? Non ci bastano tutti i problemi di chi ha questi benedetti palati per colpa di voi! Che miei figli? No, che c'entra? Ora stanno licenziati che volevano casa, e è giusto! Che c'entra? Piano, tutto a posto. E a posto di chi? A posto siamo! E ora che rispondete, magari non mi posto! Ma a posto mi giochi con Pasquale e con Michele, perché non me li spunni? E se chi sta a posto di stare muti, parlano a posto me! A posto per davvero siamo oggi. Pasquale, scusami, per caso tu capisci da che posto siamo? Veramente ancora non l'hai caputo. E sentite qua, tutti e due, ma che penna! Andate bene tutti e due a due paesi e lasciatemi una vecchia in pace con me. Va bene? Va bene. Forza, pedaliamo! Almeno ogni tanto si può stare una vecchia in santa pace, perché lui non si comportano di un'altra maniera. Vieni qua, marito setti, ti vieni. Contimi, chi facista oggi? Oggi? Oh figlia, oggi... Giuliano! Uno due paesi che dissi lei che è mannari, che noi non capiamo buoni. Quindi tu e tuoi frati annati e per rompere i corna, capiti? Va bene? Va bene? Allora, che ti dici? Mi dissi che è mannari a due paesi, ogni, io e tu ne ma rompere i corna capiamo, va bene? Non va bene. Giuliano, noi momentaneamente non pare che abbiamo corna. Se possiamo e un paro me ne presta, così andiamo a noi paesi e rompiamo riato e torniamo. Andiamo in casa,
E cerca di stare una picca tranquillo perché oggi mi sta parendo troppo agitato. Agitato, sì? Agitato? Ah, ma che fai vita chiesti? Già bastano uniti per rovinare la giornata. E poi si mette pure da sconfiuto dalle nostre figlie, che si intende con Pippo, o con Maduraro. Per non parlare poi di sì mia cosa fedosa del nostro figlio Alfio, che invece per mio tanta campagna che fa? Che fa? Sapeva sempre chiazza chiazza, settato su pescare una chiesa, a morire prima che passa. O a giocare gatti, E a meno di quei occhi, e a meno sconcicassi i figli. Ma qua, non ce n'è da parlare. Ma tu non sai niente da bere? Che te pare? Che lo capisci con mogli? Ianu, cammiti, non mi fare scantare. E cerca di stare una picca tranquillo. Sì, tranquillo. La tranquillità la PD. Che fa? Non legge i giornali? I notizie che porta? Che decisioni di sto nuovo governo? Ma che non capire, ti vedo sempre sediato. E poi non è che ne capisci di patate io. No? E allora ti spiego io. Un governo, secondo quanto c'è scritto qua, fece una bella finanziaria. Ora, per come mia coltiva patate, non c'è più speranza, perché gli mannicino un sacco di soldi. E perché aveva mandato tutti questi soldi? E per chi secondo te? Per chi c'è l'euro? E con tutti questi patate che vengono di fuori, non c'è potenza di poter risare il prezzo. Perché arrivano tutti a prezzo troppo basso. E la povera patatetta nostrana è umiliata e è sconfitta. Che quasi viene pure di ciance. Povera patatetta indifesa. E certo che non può competere con una patata e questa comunitaria. E perché fra i tassi e i spesi, per forza che la nostra patata va a costare chiassai. Se non fossimo di qua, se non ci avessimo a dare con un cannuto, se i prezzi e i spesi decidessero, e allora sì, che la patata diventasse concorrenziale. Ma avessi bisogno di avere uno stato per conto me, e allora sì, e poi ci faremo abiti di patate, è vero? Sì, e certo, e perché non ci pensai prima? Logico, sì, e no, si può fare, certo che si può fare, e che facciamo, scherziamo, allora potevo fare. Benjamasci, faccio liceo, ma così non saprei avviso. Pianuzzo, vedo da moglieri, che ti succedivo? Scammiti, Iano, faccio liceo, scusa via, io, che sti tutti mizzeri furono. Ianu, vedi? Da oggi in poi la nostra proprietà non sarà più soggetta alle leggi dello Stato, ma sarà uno Stato per conto suo, a Repubblica Indipendenti di Patate. Ti piace il nome? Mogliere, e che te Matteo? L'emozione di sapere che suo marito diventò in un coppo presidente della Repubblica, purtroppo forte, arrivigli la mogliere,
Iano, lo sai che mi insonnai? Che tu avevi iniziato Paccio e che ti credevi un presidente della Repubblica. Ma che diciamo ieri? Paccio no! Ma presidente della Repubblica, certo che diventai! Tu adesso vai a lavorare e chi fai che ti ho dimenticato? No, mi pare che ora ci sta pigliando troppo gusto. E che fa? Non sai, con presidente ha un sacco di cose fai. Mica mi posso mettere a pezzo di svenimenti a moglie, ma scusate, ma se no cavaliamo lontana, invece cavamo organizzare tutte le cose. Ma chi è scusate? Muta, per carità, non controlliamolo. Vedremo che due poli e poi vedremo se potremo ripigliare. Mamma, ma che succede? Carissimi e fedati parenti, nonché moghieri, figli miei e mangiamano al tradimento. Oggi in questa casa è successa una cosa straordinaria. Ma che volete? Che mi ci faccio? Muto, statti, che non c'è niente di schizzali. Noto tra il popolo un po' di cassario. Prego, stare attenti. Ma tu saprai davvero e mai ne parlerà così, papà. Ma carato signorina, attenta. Oggi dicevo, in questa casa è successa una cosa straordinaria. Siamo diventati indipendenti. Ma che dici, papà? Dico, caro e illustre figlio, che da oggi medesimo questa qua non è più una semplice azienda agricola. E che divento ora? Un albergo a 5 stelle? No, Pedro, forse per te è stato sempre un albergo, ma lasciamo stare il tuo discorso. Siamo indipendenti perché da oggi questa diventò la Repubblica Indipendente di Padania, familiarmente chiamata Padania. Siete contenti? E che vuoi dire, papà? Vuole dire che da oggi medesimo non siamo più soggetti a nessuna legge, soprattutto di mercato, se non quelle che decideremo noi, membri della Repubblica Indipendente delle Padanie, cioè della Padania. Ma che ci vedi tu tanta una volta sta pensata? Ma non erano buoni come erano prima. Silenzio! Serva ignoranti e mantenuta di un gran fissato da pacione. Che poi fosse pure io. Non capisci che stai facendo un investimento per il vostro futuro? Io capisco che forse sta mestendo tu e mi pare che sta diventando più un suonato di Pasquale e Michele. Senti qua, tanto cerca di non sbagliare a parlare con tuo pace, nonché tuo presidente, perché visto che siamo repubblicani, non sto dovendo a te di te stesso, ma lo sai che faccio? Ti faccio fare l'opposizione, ma delle organizzazioni e poi ne parliamo. Mentre a proposito Pasquale e Michele, un solo. Ah, saranno un gioco a fora. Vai e chiamo perché ci vanno pure io. Pasquale, Michele, venite subito qua, è un ordine. Così, come appena arrivano, ne mettiamo, ne sistemiamo. Pasquale, Michele, ma come siete combinati? Figliolo, ti ricorda che ne disse a Toretta? Non ti facci dividere davanti agli occhi miei. Sentite qua, levate questi sacchi di incontro, forse venite qua, che va a parlare di cose importanti. E avanti, mettiamoli tutti qua, che vi togliamo i cappi e facciamo pure la proclamazione ufficiale. E allora, boom! Certo, cara signora Scorapagliazzo, che la situazione che mi avete descritto ha la sua gravità, ma non è irrisolvibile. Io non vi ho detto che
dall'ultimi tempi non mi varia tanto buono. Sì, certo, ora siamo tutti dottori. A Maddeni il cacchi segnale l'aveva dato, ma tutti pensavano che era stanchezza. Ma invece di una semplice stanchezza capitò che in toso cirivello si bruciarono tutti i valvoli in una volta. Fortunata, per piacere non parlare da così di parti, non basta quanto siamo preoccupati. Perciò, dottori, lei che dice? Dico che se fossi riuscito a visitarlo, sarei più sicuro di quello che dico. Ma in ogni caso non mi sembra un caso gravissimo. Ma perché non l'ha visitato, dottore? Non è meglio mi vedi come è combinato? Ci spiego io perché non l'ha visitato. Perché un suiano, anzi un presidente, ci mandò a dire, signor dottore, che non riceve visite se non dopo appuntamento e che in ogni caso gli appuntamenti si pigliano con il segretario di Stato. Ma siccome ancora le alte cariche da Repubblica di Patate non hanno stato decisi, i prossimi 3 mesi non se ne farà niente. Ma sciuzza bella, papà, i prossimi 6 mesi avevi a continuare a fare queste cose sceme, se noi che ci vogliamo fare, dottori? No, signorina, non è che dobbiamo aspettare 3 mesi. Secondo me si tratta di un leggero esaurimento nervoso, causato dallo stress del troppo lavoro. E se è così come penso, nel giro di qualche giorno la situazione non potrà che migliorare. E queste stranezze saranno soltanto un brutto ricordo. Ma allora non ce la fare niente, dottori, non c'è a chi cura. A che cura? La cura ci sarebbe, ma data la lievità del danno e dato che il signor Iano non si vuole fare visitare né curare, la cosa migliore da fare è quella di lasciarlo riposare, restare un poco al gioco, non contrariarlo. Al limite, se non dovesse poi migliorare, dovreste, come dire, procurargli una violenta impressione, uno shock, anche assecondando queste sue fantasie che si crede di essere Presidente della Repubblica di Patate. E così facendo, tranquillamente, la situazione tornerà alla regola. Grazie, dottore, mi sta dando una speranza. E chi fa? Sapete che cosa prima che se ne va? No, grazie signora, ma questo è il dovere di ogni bravo medico. Anzi, lo sa che faccio? Già che sono qua in campagna, ne approfitto e vado a visitare i miei pazienti. Arrivederci e auguri. Arrivederci. Aspettassi, dottori. Fortunata, vieni qua. Vai da banna e piglia 4 uova fresche, un sacco di patate e 2 fasci di verdura e ci metti in ta macchina, dottori. L'accetta, vero, dottori? Grazie signora, effettivamente 2 prodotti genuini, anche 3, non è che dispiacciono mai. Anzi, se ci fosse un po' di quel buon vino e insieme alle uova pure la gallina, non è che mi dispiacerebbe affatto, sa? Sì, un capì, a macchina non ci basta, ossia piglia su furgone che ci carico. Visto che vado a prendere il furgone, non è che invece di 2 fasci di verdura ci fosse pure mezza grapa? No, dottori, a grava o sa picchia sana o niente, Ora pensa. Arrivederci, auguri. Grazie, dottore. Oh, ma tu che dici? Tu papà, ci fai tornare normale. E che ne sa, Giuffio? Io sono più confusa che persuasa. Ma no, mamma, tranquilla. Se il dottore disse di diamo anello, vuol dire che presto guarisce. Noi altri intanto continuiamo a fare come dice il dottore. E vedrai, qua va gira meglio di prima, tranquilla, mamma. Speriamo che da così, come dici tu. Ma ora, onde è papà? È da banna che si sta riposando, perché stesi tutta nottata a preparare i regoli di sta nuova Costituzione. E ci calò un sonno che ora non smuovono manche cannonate. E allora sai ti dico, mamma, io mi faccio una passiatetta e una usanzina quando i così alza, vediamo chi li vuole fare. E magari io vi faccio una passeggiata, ma andiamo proprio. Ma guardatevi che sono belli freschi tutti e 2. E voi mi lasciate qua, sulla con vostro pace, che non sapemo come ci gira. Ah, poi sì, la passiatetta. Ma che vi pare che non saggio che tu ti ne va un lavaturi a fattiare con Ninella? E tu, signorina,
Ti ne vai casualmente a passeare vicino ai pomodoro di Pippuzzu? Non è vero? Ah, vai, ma sempre la solita discussione per affari. Eh già, sempre la solita discussioni. Ma non capivi che questo è un momento importante e delicato per i vostri paci? Prima vedremo come ci gira Idru e poi pensate ai vostri passatempi. Va bene, mamma, basta che questa storia non dura sempre, sarà durare assai. Dura quanta va a durare, va bene, signorina? Perché a salute di vostro pace in questo momento è più importante di tutti le altre cose. Perché Idru aveva bisogno d'aiuto. Giusto di chi non sia Dina. In questo momento hai bisogno d'aiuto. Perché avevo un sacco di cose da fare. Andiamo a fare le lezioni con il governo, andiamo a distribuire i carichi. Sì, briscoli. C'è la costituzione di Stenneri, i leggi di Stenneri. I robe di stendere. Ah, voi finiti, tu scusate che tu chiedi strutture. C'è l'esercito di reclutari e un sacco di altre cose da fare. Papà, dimmi che giochiamo a fare, che siamo tutte e due a tua disposizione. Tanto, cara concettina, e ancora che siamo canciati nei auci, mi puoi chiamare papà. Ma davanti all'auci, ricordati che mi chiamare presidente. E questa è la prima cosa. Poi avrei bisogno dei miei segretari di Stato. Li vedi stamattina? Ma tu dici Pasquale e Michele? Sì, stamattina i visti nascere di viato per la campagna e avevano una picca di carni e a fascia rossa e bianca, che ne sono intesciati quando travagliano. Però ancora non si ricucchiero. Ah, bravi e fedeli segretari. Sono già andati a segnare i limiti di frontiera. Saranno, diciamo così, sani, ma sono i cittadini più a modello di tutta questa Repubblica. Fossero tutti come Haiti. Fuori da botta ci potessimo scrivere manicomio da Repubblica. Cittadino, vedo che non ti arreduci, e continui nella tua opera di vilipendio dello Stato. Stai attento che come completiamo un regolamento giudiziario, o primo carcere, un auguri tu, va bene? Chiedo scusa, presidenti, ieri ancora sono abituato a vecchia Repubblica e mi pare che le cose sono sempre come prima. Invece mi stai accorgendo che siamo meglio di prima. Sono contento, sono contento che riconosci la Spagna. Questo è segno di miglioramento. Bravo! Grazie! Bravo! Grazie! Bravo! Grazie! Ma allora ancora stai? E se tu non ti stai muto, lo sai che in quella di presidenti mi spetta sempre l'ultima parola? Allora, di che stavamo parlando? E per giocare a Pasquale Micheli, come fai io? Presidenti, si sono in campagna, magari attiviamo di cane, non mi sentono. Vuole che vai, ci chiamo. Sì, vai, chiamali, che hai bisogno di te. Subito, papà. Presidenti, ma va scusare, ancora non sono abituata. Che dici, presidenti? Meglio se ci vuole pure io una povera carusa sola, mettisi noi in terra nera. Sì, vacci e stai attento tu, mi raccomando a te. È sempre difficile di questa so. Che dici, Nuziatina? E niente, dico, speriamo che ci vuole subito. Sì, perché andiamo a cominciare a organizzare la Padania. Piuttosto, ultimamente che aspettiamo, che fa? Ma fare qualche così che da mangiare? Che stamattina ancora non hai bevuto manco un bicchiere d'acqua. Come no? Andiamo lì a bagno, marito, che ti preparo qualche cosa. Caro Netto, i cosi si metterono male cagliinci. Di quantavi Cuzzuiano diventò i presidenti, a sta casa non si regge più. Tutti sono applicati a nuova repubblica. E a mia mi tocca sciogliere per 4 soldi. Ma fammi capire una cosa, Mauzuiano,
E che ne so, o faccio completo? Faccio. Ma ci sta facendo diventare a noi altri. Il dottore dice che è una cosa passeggera. Ma mia mi fa dire a testa che cava a finire male. Dici pure che non l'avevamo a contrariare e che avevamo a aspettare mi ci passa. Al limite di procurarci uno sciocco. E per sciocchi che non hai già a Pascale e Michele? Sì, Nitto, tu ci scherzi. Ma mia cosa che mi pare grave. Tanto, vediamo un arruamo. E poi pensa a Dio. Ma ora, un negoziano che io avevo venuto, mi ci domando se poteva usare il pezzo di terreno che avevi per fare pasquale le vacche. Ma questa situazione è chi sta? È meglio che mi non hai, va? No, visti così a testa ci funziona. Tutta sciarra, cominciò proprio per sto motivo. Perché, a sapere Cuzzuiano, dici che sta Repubblica sa fare per forza. Così tu puoi chattare con l'auge i mercati, puoi amministrare meglio i sopadati e ciò di sicuro ti dona conto perché si tratta d'affari. Tu in sto minuto per tu fossi come, che ne saccio, a Francia, l'Inghilterra, Piglierino, altro paese insomma. Certo che sto matri un esaurito e spatti pigliarlo seriamente non è una cosa facile. A mia mo dici, io non ci sapevo ragionare quando era buono, figuriamone ora. Comunque aspetta che tu chiamo. Presidente! Oh Presidente! Ma certo che una picca di protocollo mai tu insegni. A così si chiama presidente, pare una lavannara. C'è qua di fora, un delegato di un altro paese. Sua eccellenza, vedisti chi è che vuole. E vedremo quanto va a durare sta camurria. Ti saluto. Arrivederci. Oh! Carissimo Nitto! Ma scusate se ti richiama così, ma capisci che tante cose ancora in Tamatania la va a organizzare? Ma prego, sì. Che c'è? Niente, Zuiano. E tu? Capisci che ancora non si è abituato? Ma ora, e a cominciare mi pare con giusto rispetto? Se non ti dispiace, chiamami presidente. Chiedo, presidente. Oh! Io avevo venuto mi ci domando se posso usare un pezzo di terreno che avevi per fare pasquale le vacche. Capivo pare? Che tutto da montagnola. Chi fa? È possibile? Possibile sì, tutto è possibile. Ma capisci che ti fantavi di la Repubblica che cosa cancioi? Per esempio, Pascale e Michele stanno quasi finendo di segnare i frontieri. E non è che poi i tovacchi possono passare liberamente per cae e per là. Lo Pasqua lo può utilizzare. E considerando che dei vicinanze non ce n'è altri e che si trova nei miei territori, è chiaro che il prezzo fisso io, secondo me leggi. Va bene, Zuiano. I presidenti, ma il prezzo è un solo. Chiedo che si usa a tutti i bandi. No, tutti i due bandi. E a me non mi interessa più che non succede in altri paesi. Io penso solo alla mia Repubblica. Al limite potremmo fare un accordo internazionale, va? Ciao Nitto! State discorrendo tu solo tu Pascolo. Stiamo discorrendo due Pascolo, ma quanto dico non è più un soldo. Logico, non solo. Considera pure
che i tovacchi gli hanno a passare la frontiera, gli hanno avere un permesso bollato e adeguato documento di riconoscimento. E chi è sta novità? Ho detto mi fa morire. Come che è sta novità? Una cosa ordinarissima quando si passa di uno stato a nausea. Un permesso di transito rilasciato dalla competente autorità. Che poi funziona. E poi ci vuole un passaporto con fotografia e generalità della vacca medesima, rilasciato dalla competente autorità, che fossi sempre io. E infine ci vuole il pagamento alla competente a mia di un pedaggio di entrata. Chi saria? Saria che per Ciasiri si paga ogni volta che si Ciasiri. Minchioni, non ci mancherebbe voluto che avevi a pagare magari per necessiti. Certo! Tu o ci passi la frontiera e paghi la dogana, sia quando ciasi e sia quando esci. Mazzuiano, i presidenti, ma non ci sape chi se ne sta approfittando del fatto che il terreno per Pasquale e là solo lei. Chi c'entra a approfittare? Chi sta lì a legge? Io prima gli avevo a dare conto a tutte le consuetudini dove io sono stranieri, ma ora, in Camera Repubblica, la legge la faccio io. Chi sta lì? O ti piace? O te ne vai? A proposito, Tecca, questo io lo devo lasciare passare. Tieni. E è bene che parlo un mese prossimo però, è bene che qua, perché ti dare un certificato firmato. Ora purtroppo non ti posso dare, perché ancora stai organizzando il protocollo, d'accordo? D'accordo. Oh, avanti, te ne puoi andare. Senti signora, vedete quello presto a vostro marito? Io, se è combinato così, non ci faccio ragionare. Arrivederci. E arrivederci a lei e a tutti i suoi connazionali. Già che si trova, ci cominciasse a spiegare tutte queste nuove regole da Padania, va bene? E resterà seguito. Giuliano. E avanculo, presidente. Oh, cosa dite? Che scrive che ci regala un sacco di padani? Io faccio già gratis, infatti. Maciuzza, stai con i seri? I carusini, c'era a ciccare a Pascale a Michele e ancora non sale cucchiero. Ma non è che ci può succedere qualche cosa? Non ti preoccupare, moglieri, che fino a quando sono oltre i confini da Padania non ci può toccare i nostri figli, non tu. Ah già, vero, non ci avevo pensato, è che ancora non mi ho abituato a sta novità da Repubblica. Muoviti concittina! Ora facciamo un attimo e la rimprovera! Tu non ci credevi. Salutiamo, ma... Salutiamo, pa! Presidente, perdiamo tempo per cercare a Pascale e Michele. O vanno a fattiare i vostri amichetti. Carissimo Presidente, ci votiamo il suo segretario. Oh, bravissimi, bravissimi. Allora Pascale, a che punto siete che confini? Vedi, Giuliano? Vedi, Giuliano? Ho fatto... Chiamami, Presidente!
signor Presidente mi ha visto chiamare. O anuncio, Zuiano. Testa di grava! Io sono Presidente, io! Se você è Giaecca, perché Pascale la chiamare? Voglio dire che quando mi chiamate a mia, ma da chiamare Presidenti! Ah! Ho capito, ma ora non fu lei che mi noi e i suoi figli a chiamare a mia e a mio fratelli. Ora chi c'entra che io a chiamare a lei? Già, che c'entra? Se lei è Ecca, perché la va a chiamare? Lasciamo stare, e decidimi, come finivo questi confini? Stamattina andai con mio fratelli a piantare i canni e mettendo a striscia rossa e bianca. Sono ancora non fermo. E come mai, Pascale? Oh, ma io posso saggio? Ah, sei piuttosto curioso, Saccio. Silenzio, Rausi! E facetemi interno qui con i miei segretari di Stato. Pascale, vai avanti. Pascale, chi sta facendo? Mi registro vai avanti. Io andavo avanti. Vai avanti! Come finivo questi confini? Ah. Cominciamo, come frati, a piantare i canni tutto attorno al terreno. Da Padania? No, attorno al terreno i piantai. Chiamila, Padania, chiamila! Tranquillo, frati, io ho capito che lui poliziano. Oh, finalmente cacciatore che capisci. Padania! Padania! Ma qui, non vuol dire tu Presidente, che ci fece chiamare Andura a me frate Pascale. Lasciamo perdere. Continua Pascale, continua, per favore. Allora, cominciamo a piantare i canni e metterlo a striscia rossa e bianca, tutto a giro. Solo che ho una pastoia tutta. E allora, per non tornare al paese a cattare l'ausa, pigliamo una striscia di canne di ogni battemmo che tanto già l'abbiamo stenuto e aggiuntiamo tutti i navi all'estudio. Praticamente cominciamo a sciupare i canni da prima che piantammo e andiamo avanti fino a completare tutto il giro attorno. Solo che facendo un giro, scippando e mettendo, quando arrivavamo al punto di partenza, zio Razzoiano, ne mancava la prima striscia di canni che abbiamo stenuto, capito? Ora dico io, chi ci aveva chiesto, cacchetono di confinanti che era ammucciato, che ne altri tomenzi che erano girati, ne fottivo. Lei che dice Zoiano? Che dico? Che dico? Che dici? Devo questi non mi neanche davanti subito! Me levo, io dopo! Definitivamente! Ma possibile? Possibile che non vi possa affidare manco un incarico un babbo? Come chiedo di segnare i confini della Repubblica? E quando poi avete a sviluppare incarichi più importanti, come fai? Può dire Pascale? No! Ma qui oggi voglio dire. Ah, non mi volete dire? E se lo sapevo, chi ci aveva a dire? Dai, Ma Ciuzza bella, sta peggiorando a vista d'occhio. Tu, e tu frati, ma che dici? Sempre tu sei allo stato. Ma vai, pure tu. Papà, voglio dire, ma non vedi come smania. Certo tu vedo, ma tu ridisti di che maniera? Sì, ma dissi magari che se non guarisci c'è a provare in un sciacco. Ma io dico di aspettare, può essere che è ancora avviato. Senti, Iano, E non mi chiamare Iano davanti al popolo. va bene. Presidenti, che dici se andiamo una banda così di riposo in antinna? A così si più lucido per l'inaugurazione ufficiale da Padania. Ragione hai. Ora mi rendete a pensare che ci dato inaugurava Padania e sbattiamo i carichi. Va bene? Quanto vi vedo questi documenti.
Speriamo che papà si calma una piccola. Io non desiderio di vedere qui. E io allora, che non vitti mangia Ninella, chi era lontana, aveva ciuscia sua la testa. Io ci facevo il segnale, ma io non mi vedia. Però ci mannai a dire di passare di là quando ritorna. Speriamo mi si fa vedere. Concettina, oh concettina. Pippo, Pippuzzo mio. Oh cari. Papà, se mi fai cantare ancora. Mi fai cantare 7 puntate in 8 secondi. Ma io ero troppo che mi devi dire. E allora disse, io voglio stesso. Se poi incontro il Giuliano, che cosa mi invento? Ma tu ora così. Come hai chiesto? Camera caliente c'è un penno domani. Alfio, tu bello. Ma certo, oh gioia di me cuore. Ma alleggio di te panna ce me passi. I stessi figlia, non tu sapi di cui ci va bene in testa. Se tu chi siamo tutti qua ciumina di baby. Già era difficile venire di uomo prima, ma ora questa malattia di Zuiano mi piace mi contare tutti i cosi. Il dottore dice che non avevi pazienza, che presto ci passa. Ma a me mi pare, che più tempo passa, che peggio diventa. Oh Alfio, e tu li pensavi di dichiarare da me pace in questa settimana? Ora sapi quando si mi parla? No, licenza, mi devo pace ci vai lo stesso. No problema ora, e me pace. Ma non ti scantare, perché se tu non guarisci. Facevano uno di sto dottore. Perché? Che vede sto dottore? Mi dissi che a migliorare. Ma se non migliora, c'ha paura di uno shock. E che vuoi dire? Un'emozione forte, violenta, funziona e ho fatto un arrivo prima. Ah, se volete ci penso io! Ci dico che mi voglio maritare con Concettino, è tutto a posto. Sì, va bene, va. Va bene, Roma picchia. Già, ieri annunciato prima. Pensa ora, di pizzo. Fatti di Vigliano e Pumaturaro, diventasti uno straniero. Senti Pippo, vediamo quando si fuggi che per quanto riguarda lo sciocco e meglio ne ragioniamo in famiglia. Concettina, Concettina! Chi c'è? Vieni un attimo campagna! Vengo papà! Eh? Presidente! Di turisti sciamere a quanto vedo, Ho fatto nada, lascia stare, che pure a me mi passò il piacere di schizzare. Sta malattia di me pace, mi sta la vita, a me e a me solo. dottore che disse? Che guarisce presto, no? Allora aspetta e spera. Allora Concettina, vai a chiamare a tutte l'ausi, che ora andiamo pure a Papadagna e sbattiamo pure i carri. Subito papà! Eh? Presidente, io voglio in cucina a chiamare a mamma la fortunata. Tu Alfio vai a chiamare a Pasquale e mica di a fare, va? Subito! Che c'è, Ian? Presidenti? Sì, che ora mi metti di belli comodi, che sviluppiamo le ultime formalità per la Repubblica dei Patate. Che stiamo, che facciamo? Sette di ancora. Ma non si può avere un momento di pace in sta casa. Che succede ora? Succede che ora ti senti in sta sedia, ti sta bella muta e mi scuti. Casa un papà! Presidenti, siamo pronti? E Pasquale e Michele, 11. Veramente sono a Rerapotta.
si scantano di Ciaseri perché tu li testi di tasti. Dici di Ciaseri che niente ci faccio. Muoviti, non perdiamo tempo. Pasquale, Michele, Ciaseri di niente vi fa. Vero io, ora modisti. Sicuri siamo! Vero Suiano? Niente, non vi scantati. Ieri voglio essere chiamato presidenti. Ma su chiamiamo presidenti! Sta buono! Sì, e muoviti e fetteri. Che pure tu, Michele, sta facendo menzione che ancora siamo qua. Forza! Siamo pronti? Ci siamo tutti? Sì. Ora che siamo tutti qui riuniti e con somma gioia e commozione, che dichiaro fondata la Repubblica delle Patate, la conservazione del sacro fuoco della libertà. Il destino della Padania è affidato nelle mani del popolo patataro. Un'ora segnata dal destino. La dichiarazione di indipendenza è stata consegnata agli ambasciatori. Scendiamo in campo e diamo tutto ciò che abbiamo. La rivoluzione ha vinto le forze nemiche e prendendo il potere ha promesso assistenza e libertà per tutti. Faccia finanziaria e di nuovo governo. E la cigliona che mi studiai, ma buona io, va bene? Niente decidi? Vuole dire che siete tutti d'accordo? E allora, ora cominciamo, quindi sbattiamo i carichi. Cominciamo di dia, non si adina. Oh, grazie. A Tia ti tocca il titolo di freestyle. Perché a quanto capì, tutti i moglieri di capo di Stato si fanno chiamare freestyle. Per tutte le cose stabiliamo una regola fondamentale. Siccome siamo picca e non potremo comandare tutti, io comando e voi facete un poco. Ma se non capineria sta Repubblica, no? Allora, continuiamo. Affio, vieni qua. Tu ti occupi del rapporto estero. Concettina, grazie. Tu ti occupi come fatto in pratica punti come scuola. Su presidenti, ma vi a tutto sto discorso. Bello discorso, bravo a questo. E qua comando io. Ti piace così? Ah sì, ora veramente che cosa io capisco. Oh. Ma io e mio fratello poi io penso allo smercio e alla vendita delle patate medesime. Lo capisti?
più o meno ci siamo, ma non li mettiamo in chiacchiere. Dacci a tutte l'annunzio da nascita da Padania. Che io non ti metti, vai io, chi mi segretari, mi faccio un giro ispettivo, va bene? Piazza. O dottore l'aveva detto che poteva guarire sopra oppure no. E siccome mi pare che va a peggiorare, è meglio mi proviamo con sciocco, prima mi è troppo tardi. Sì, e che ci dicevo che facci venire in uno sciocco? Che ci diciamo? Che ci facciamo? Puttonata, ma che dici? Oh papà! Io veramente una mensa idea ce l'avessi. Sentite qua, essendo io responsabile di Public Relations Roma di Cido, hai a dare a tutti l'annunzio di sta nuova Repubblica da Padania, giusto? Oh, e allora, facciamo io ci dico papà, che pure i nostri vicini si fecero una Repubblica per tutto so, e mi dissero, visto che siamo indipendenti, ora ci dichiariamo guerra contro Padania. Io penso che lo scanto di una guerra contro Dio ci fa bene uno sciocco buono che si rigetta. Che ne pensate? Che mi sa, ci affio? Io sono un sciocco confusa. Lo dico io che sistema ci vuole. Ci mettiamo un bel corpo di legno o cencio da testa. Spittiamo mi si spiglia, poi se buono va bene. Se nunca ce ne carichiamo un nostro chioffotti e lo buttiamo manicomio. Tunata! Ma che dici tutte queste cose a me passo non ti permetto più, va bene? Prima invece l'idea di mettere di altro che mi pare più delicatezza e secondo me capisci magari a funzionare, va bene? D'accordo allora, Puttonata, esci da fuori e chiamalo mentre io mi preparo il discorso. E se tieni veloce tu, E ti raccomando, fai da faccia preoccupata e lasciate parlare a me. Presidente! Oh Presidente, venissi qua che ci sono notizie importanti. Sta finendo di bussa, io che affari. Polizia, Puttonata, può fare? Tanto per cacciare faccia serva. Ma perché ti lamenti sempre? Non si pagata per questo? Pagata? Ma quali pagata? Io capi Camora, stai facendo solo beneficenza. Io ho 3 mesi che non vedo una lira. La volete capire? Sì o no? E buono, prima sistemiamo a me pace e poi pensiamo pure a te. Non sapessi io come sistemare la tua più sciollo. E zitti di ora! Tutti pronti? Che fu? Che succedeva? Perciò sto discorso quanto a te ti piaceva. Come? Pure tu devi ammassare lo stato per conto dopo. Ah, va bene. Salutiamo. Oh Presidenti, c'hai a dare una brutta notizia. Che succedeva? Parla, forza! Ho fatto ieri, io ho preso un giro di telefonati per informare a tutti di questa nuova Repubblica da Padania. Ma appena ho saputo i nostri vicini, succedeva un fine mondo. Parla, non mi date le superspini! Ho fatto ieri, pure ieri, tutti sti fissari che stanno facendo Prodi, Berlusconi e compagnia bella. Non ci piaceva. E visto come ti comportasti tu, uno per uno mi dissero, ah sì, così funziona. E allora pure noi ti facciamo la Repubblica per conto nostro. Anzi, visto che siamo liberi, ora cerchiamo pure di conquistare i terreni tuziano. Ma così dissero! Soiano! Certo! Manco Presidente! Soiano! Auso! Aveva sempre come cattava uno zoiano! Tutti zitti! Ma allora? E allora siamo un mare di guai! E se noi smontiamo subito sta Repubblica! Ne suono a tutti gli inci, ne suono!
E pittiamo, tutti cose pittiamo. Da sto minuto stoppa le telefonate. La guerra volano e guerra sì, guerra per tutti. Popolo della Padania, armiamoci e partite. Uomini, al mio segnale, scatenate l'inferno! Un solo grido ci deve unire! Vincere! E vinceremo! Andiamo avanti per vincere sta guerra. Oh, Nino Battaglia. Nino Battaglia, sovrano di Monforte. Tu, che c'ho sta scusa tu pare non mi di marito avanti. Tu, che ti blocca la casa e sta cercando casa a Piddirino. Tu, che ti metti sempre contro tutto e contro tutti. Tu, che sei amico di tutti i zii di Monforte. Basta. Aiutami a vincere sta guerra, uomo di battaglia. Ti potete studiare sti cannini, avanti! Sistemiamo noi! Andiamo a fare cogliere di sorpresa! Affio, tu metti le canne! Fortunato a toccare lei! Concettina, tu metti le te! Pascal, tu così! Michele! È la guerra, capisci? E quando è guerra per tutti. Il nemico è alle porte, ma noi lo sconfiggeremo. Ma che mi interessa se non mi che fai la volta? Ha ragione, frati. Tanto la porta è chiusa. A chiave sapete che così. Ma e siamo a nascere. Buoni papi, picca mora, non si sasi e non si neghi, perché dobbiamo resistere. A chiavi a degno io per sicurezza. E se cacchio tu non vuole sasiri, deve prima passare sul mio cadavere. Veramente, visto la porta è chiusa, dai al contrario. Se uno la passare sullo suo cadavere, prima lanciateli. Non ne mettiamo in chiacchiere, un momento di acciaggio. Michele, com'è il morale della suppa? Aspettassi che domani io. Fortunata, il presidente vuole sapere come hai umolari. Ciattiri, chi l'hai?
nasci tu come io. Un morale ti dissi, sconchio dopo. Pascal, domani c'è tu. Ah, sì. Come ci la video magari? Ma magari mi gruppo. Ma che amoroso. Oh Pasquale, mi fa un solo tu ci manchi. Ma no, vedi come siamo riduciuti. Vedo che il morale è un poco basso, eh? Guarda, vi faccio mettere tutti qua e vi faccio una bella ringa che vi fa ripigliare a tutti. Ma è freestyle di ogni. Che ha un pezzo che ne vedo. Nunziatina! La Nunziatina! Cazzo, che c'è? Che situazione c'è nelle resovie? Tutto a posto? Tutto, non c'è manco un cane. Ma dimmi una cosa, visto che la situazione è calma, che ne pensi di apri la porta e tu una vita normale? Ma che ne capire tutte queste cose? La situazione pari calma, ma non è. Bisogna vedere. Vedi? Che te dici io? Buon per da marcia, scusa, che può essere? Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah! Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah! Ma non so bene capire, papà non ci fai mai. E che fai? Intrattieni conoscenze con nemico. Conoscenze? Chi da su vuole maritare? Che dici? Freestyle? Nenti. E dico che a tua figlia un nemico ci fa pena. Io un nemico e basta. Che se si avvicina sotto. Spariamo! Michele, mi raccomando a te, subito! Toiano! Io visto stavolta, io a parlare con lei! E mi manca pure di rispetto! Michele! Fuoco! Michele, ma dove sta andando? Giuliano, lei dissi fuoco, siccome caro lei accenni, stai andando da cucina a pigliarli. Bestia caputa! Fuoco! Vuole dire? Spara! Sparare? E cosa è questo coso? Dici da due patate, non è lo stesso. te dici che non che cavolo vuoi, basta parlare di qua! Toiano! Che continua sto malavocato, continua! Pascale, pensaci tu, fuoco! Minchia, un macchinario! Caccia il fuoco, Giuliano! Vedi, ma che sta facendo? Chi? Si vuole provare una sigaretta? Ma levati davanti, levati! Michele, per favore, ci vorrei vedere queste patate, che dici? Ah sì? Ah no! Fermo! Vai! E che diventa tutto scevolino da sta casa! Vai! Il nemico scappa! Bravo soldato Michele! Hai segnato la tua prima vittoria! E che come quando uno fa un gol? Era così! Ma che bello, mamma che bello! Povero Pippo! Speriamo che mica il nostro piore! Volevo filmare prima che tu paci con grosso tu studuri con meno cazzo il macello. Sì, me ne stai convincendo pure io! Ma tu un armadio! Metti a nuovo per filmarli! Chi scappa che scopittata? Allora siamo uniti a così, aspettiamo mi succede una tragedia. No, io dico di aspettare una vecchietta. Non è che possono stare sempre tutto usati taglienza con un fucile in mano. E in amollo una vita decideremo che cosa va a fare. Ma se ti dica, ma vedi che fai di chiacchierate, parlate, La patria chiama e poi fai di tutti! Ma che dici? Mai? Mai? Stiamo sempre parlando di come sconfiggere un nemico. Sì, uddio, ma date pena perché verso? Perché se non era per Michele, già avevamo saputo la prima invasione.
Senti, Iano. Presidenti, che dici se la sera che qua o comando a tuo figlio affiu e venite a banna con mia che ti preparo una camomilla? Non può essere. C'è un popolo da difendere. No, ce n'è. Tu stai proprio posto, mi raccomando. Giuliano, signor Presidente. Nemmeno che sta educazione sa. Pascale, tu mandi chi tu che puoi. Chi c'è? Chi vuole? Preghiamoli a fare un collo che pareggiare. Un collo. E chi o pallone tocca intra. Vieni contrattare un pascolo. A commedia e un figlio. Perché non hai un annata. Io che si piglia lei? Da me Repubblica non ti piglia niente. Pascale, respingi. Su Presidenti, non ci arriviamo spiccio. Non è meglio mi ci tenuto patati. Dici chi tu che cavolo vuoi, ma vanno allontanare qua. Forza, muovemoli. Gnaghi! Ma ti dirittori, manicomio tocca intra. Fermo! Bello, scappare quello che sto. Pareggiai, 1-1. Non è giusto, era fuori gioco, però io me ne ho filmato. Guardateli che sono ubriachi. Salumato, un pacciu ed un becilli. E sono pure massime autorità di Stato. Ma è che un becilli, siamo sempre noi auci che ancora facciamo giocare. Senti, Iano. Tristi! Presidenti, chi ne dici se ti preparo una picca di camomilla? Ora i nemici respintisti e sicuramente con un pezzo non si fanno avvedere più. Poi Caddivadia ci sono Pascale con Micheli, c'è tuo figlio Alfio, c'è Fortunata. Certo, la logica non fa prevedere attacchi immediati e soprattutto tutte queste emozioni mi smuove lo stomaco. Vengo, va a preparare. Oh mamma mia! Oh! Vogliamoci? Non mi vuoi dire! Michele! Mi raccomando a tia! Cacci sui chiavi della bocca! Non fare ragionare giù! Mi raccomando! Se sono amici, domani ci avrò la ordine! Se sono nemici, capo già malati! Mi capisci? Obbedisco! Speriamo solo che sono nemici, a così faccio 2-1. E io che faccio? Pure io voglio giocare. Pascali, cerca di fare serio pure tu. Cammina con mia, cammina. Che io hai bisogno sempre di una guardia del corpo. Io un corpo giocato, ma per mia io avevo bisogno da carta igienica. E io con questi soldati vorrei vincere la guerra. Cammina, non te lamentare. Vai. Senti, ora che ti stiamo soli, cerchiamo di sperimentare qualche cosa. E facciamo finire a Topacio mi fate un dissibabbarì, perché già a mia mi usciaro, Va bene. Tanto per prima cosa cerchiamo di un momento a Michele. Che mi pare troppo entusiasmato di sta storia. Ed è capace, e ne impeduglia pure per. Ora ci provo io e vediamo se signore. Senti Michelino, visto che qui Camora c'è sta cena momentanea, che dici, non sarebbe meglio se vai e arrivo sino a picca?
Chi dice, signorina? Un presidente è momentaneamente assenti. E io di qua non mi nubai. E qui ho un di fede. E se bene che nemico e io non ci sogno. Mio frate Pasquale è capace, mi se ne approfitta e mi vince la partita. No, io di qua non mi muovo. Muccettina, finiscila vicino di sto scecco. Perdi tempo, io a quelli scia. Aspettate. Senti Michele, visto che io avevi a fare un pronto soccorso, avevi bisogno di una picca di cose da farmacia che diceva due miei carte? Signorina, ci pare sogno babbo. Io non immaginavo che c'era bisogno di queste cose. Quando questa situazione si mentiva male, ricattai una bella picca. La banna là, in stanza da letto, feci buono. Buonissimo. C'è permesso. Alto là, chi va là? Tu chi fa? Parola d'ordini? Parola d'onori? Parola d'onore. No, voleva dire parola d'amore. D'onore, d'amore. Possiamo dire parola d'ordini? Sì, proprio sta cosa che disse lei. Tu, Gnoninella, figlia di Nittu, fammi il giassi di Micheli. No, a non ho fatto un giassi, se non mi dice parola d'ordini, non giassi manco molto. Ma allora, qual è sta parola d'ordini? Patati fritti. Allora senti, patati fritti. Ora va bene. Se non mi dicevi la parola d'ordine, io non ti facevo entrare. Avevi visto come siamo organizzati? Veramente un'organizzazione perfetta. Allora! Tu che fa? Buoni va! Parola d'ordini! Poi spada! Ma io tutto di Elio, non conosci? Certo ne ho conosciuto, ma se non mi dice parola d'ordini non si fa niente! Turi, lei ha sappia parola d'ordini patati fritti? Ah sì, la parola d'ordine, patati fritti. Ora va bene. E allora che c'è? Volessimo parlare con presidenti, piccetta affari. Da sto minuto è occupato con certi affari più urgenti. Puoi dire a mia? No, si tratta di cose troppo importanti. Meglio che aspettiamo. Michele, perché non vai a banna a portare i medicinali che cattasti? Così ci sono dei dottori. Tu sai che ce ne vuole ancora, che dici? Certo signorina, i richiesti che ci mostriamo. No Michele, lo sai chi è? È che non sulla da banna, una penicchia mi scanto, cosa che mi spunta cacchio da finestra. Tu sei armato, non è meglio se vado? Certo, ragioni avevi lei. Vado e torno. La situazione si dice grave. Usaccio, mi facciamo dissi. E chi studiamo io, dottori? Dottori, che dici lei? Che facciamo? Dico che se le cose sono al punto che mi ha detto la signora Fortunato, il signor Ian non potrà guarire se non è, diciamo, aiutato. E che possiamo fare? Tentare con un altro shock, ancora più forte, oppure affidarci alle soluzioni empiriche. Ma dottore, si spiegassi meglio, Beh, allora potremmo fare così. Io e la signorina Fortunato e Nenelli ci potremmo presentare come ambasciatori di pace, convincerlo di smetterla con questa assurda guerra. Dopodiché vedrò io di curarlo come si deve. Se non si convincito, c'è. Cara signorina, se non si convinci, dovremmo affidarci alle soluzioni empiriche. E cioè dovremmo procurargli uno shock empirico manuale. E udicia io! Cura da continuare fin quando non si notano dei segni di miglioramento. Ma intanto, cominciamo di cose più facili. E mi dicesti una cosa, dottore, ma per convincere a parlare questi ambasciatori, come facevo? A chi sto ci penso io? Dottori, lei non si a chiamare a me paci e a Pippo, vestiti eleganti e non vi faciti canuscini. E c'è al massimo 4 d'ora, presentati bavotta. Ma signorina ma che tempo non ce n'è. Ora, prima che spunta il Zuiano.
Cuccettina, pronta a chiavi la porta. Fortunata, aiutami, quanto mi sistemo tutto a sto tavolino. Poi rimetti tutto a posto. E appena arrivo Zuiano, cerca una scaccione per domani al radio. Va bene, forse capisci tu che puoi fare. E io li faccio. Tu non fai danno, è la sta fare mia. Se non facciamo questa situazione, quando è che ne maritiamo? Fidati, che prima si stiamo a tuo pace e prima ne si stiamo noi altri. Aspetta, Micheli. Un attimo. Benny, ciao. Sei bloccato. Oh, finalmente, non volevi succedere che cosa, io non era presente, tutto a posto. Tutto a posto? E un dottore la signorina Ninella, ma che fine fece? Sinennaro, dissero ritornano quando c'è un po' di pace. Ah, pace! Non c'è pace senza guerra! Prepariamoci alla battaglia finale! Se avanzo, seguitemi! Se indietreggio... Io mica zio, non capisco i piedi. Ignoranti, se indietreggio... Chi? Sparimi! Oh. Cosa dite? Mi facessi scantare, mi facessi... Meno male che manco tu sa sparare. E che ci qui io? Questo cosa lo faccio usare. La prossima volta ci riparate. Che la prossima volta ti ammazzo con le mani. Non faccio ora per il cavallo mi giù. Ma tu parlate di Dio. Ma vedi la radio, un pascioi! Quanto si funziona? Na 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 na. Interrompiamo tutte le trasmissioni per un'importantissima notizia. Nel corso della guerra in atto tra lo zio Iano, presidente della Padania, e gli altri agricoltori, costituitisi anch'essi repubbliche indipendenti, visto che la Padania è stata riconosciuta più forte e inespugnabile di tutte, è stata inviata una delegazione di ambasciatori allo scopo di venire a patti con lo zio Iano. Volevo dire il presidente. Lo scopo delle trattative sarà quello di interrompere le ostilità. Sicura sì? Meglio di me, cosa dici? Sì, la speciale radio. E senti qua, quando è che sono arrivati questi? Secondo me sono già della volta. Micchiuni, caso già. Cittadini della Padania, andiamo a preparare. Presidenti, cerchiamo di ragliarla questa guerra. E prima vediamo come erano questi qua, vediamo che giochi buono e poi se ne parla. Secondo me ha durato assai. Fortunata, vuoi studiare già radio? Che mi pare che sta parlando assai ora. Forza! Brava Ninella, sta caloi sono sana. Ma che fa ora, Fortunata? Che parla pure con la radio? Ma che diventaste pagina? No, parlava con mia stessa, dissi speriamo che tutto finisce bene. Aspetta, prima vediamo quando erano visti, vediamo che giochi buono e poi se ne parla. È permesso? Aprite! Caso! Non volevo dare una sistemata, con Fossini facciamo trovare, forza! E appio, sistema del sto berretto, e concettina giusto della cuffetta, della forza! E Fortunata, ma sei impizzato a chiedere, forza, sistemati! Michele, giusto te la metto e faccia chiamare, forza! Pascal! Lasciamo perdere! Che faccio? Tu vai a fare l'ordine! Chiami sta minchia volta! Non gli essere sempre Michele! Prego, accomodatevi! Un presidente vi sta aspettando! Prego! Assistarvi! Serva! I seggi! Egregio signor Iani. Prego, presidenti! Ha ragione. Egregio signor Presidente, vede, io in qualità di capo dell'ambasceria le porto i pareri e le proposte delle repubbliche confinanti. Sentiamo.
E chi è che vogliono le repubbliche? Beh, capisce che si tratta di affari internazionali e per questo preferiremmo discuterne soli fra di noi. Ragionevole, ragione. E non dipende tutti che stiamo a parlare di cose importanti. Avanti, fuori, tutti in cucina. Ma io! Tutti denaro prima di tutti. Ma stai allerta. E unisaria sto allerta. Vadi in cucina, naghi. Oh. E io che fai? Scusate. Tu mettiti fuori la porta e non fai cose da nudo. Mi raccomando. Allora, sentiamo, chi è che vogliono le repubbliche? Allora, la proposta è questa. Intanto si sospende questa assolutamente. Poi ci si siede tutti attorno ad un tavolo di trattative e si cerca di trovare le condizioni per creare una convivenza che possa essere serena e civile per tutti. Che ne dici? Belle parole, mi piace. Ma sentite qua, una cosa non capisco. Di tutte queste repubbliche gioco che si formarono modestamente sul mio esempio, alla fine qui è che comanda? Beh, ognuna si governerebbe per conto proprio. Stai a pensare. E ci pensai? Non mi piace. Come capita stavolta, può capitare un'altra volta. Che o comando io o non se ne fa niente. Ma signoriano, signor Presidente, la sua non è una proposta ragionevole. Ah sì, e sentite qua, e chi è più ragionevole che io non posso amministrare i miei poveri patati in Santa Paglia, No signori, non è più possibile continuare così. Che o comando io, o per quanto mi riguarda, sta guerra può durare 900 anni. Anzi, che dico? Che da 100 anni ce la pigliano, no? Facciamo 200 anni e a così ne scrivono magari un libro di storia. Il presidente Iano Sparavagliato, ricco proprietario del Riene, eroe della patata, fondò la Repubblica delle Patate, detta Padania, e la difese per 200 anni, finché non divenne il capo assoluto e tutte le altre repubbliche furono assoggettate alla sola, unica Padania, firmato il presidente Iano Sparavagliato. Signor Sparavagliaccio. E ci donna presidenti. no! Ah, buono, presidenti. Sì, signor Presidenti. Avremmo da dirle, anzi, da darle il nostro parere. Pigliamo, forza! Iano, che succedeva? Tradimento! Sti signori volevano ammazzare il vostro presidente! Meno male che c'era Pascali, la mia guardia del corpo! Su, presidente, mi segnai a sparare, vuole vedere? Non avevo un coscienza, levati di sale, levati le mani di sto fucile. Allora, ora vediamo come sono sta ambasciatore. Quanto vedo così? Che bravo dottore! E che mi voleva dare un colpellino in testa! Il piccino a motore ora!
Figlia! Ah! Io Carlos. Ah! Il bravo Nito! Dice la verità! Mi volevi spodestare? Ah, così diventavi un nuovo presidente da Padania? Eh? E potevi toppare da qualche in Santa Vai! Da noi male! E tu così, alla conoscenza! Oh, ma mi ha chiesto! E questo cosa di... Ah! E come di Aes! E come di Aes! Già cosa mi tu sai? Da freddo come maturare! Un bacio di... Vedo come adorare! Ora io mi portasto, bravi! Un bacio di... Che dici? Te levi tu o ti faccio lavare la forza macchina di capo? Guardate! Guardate! Che bello vedi di pomodoro dondolino! Guardatelo, guardate! Ci si, pure tu! Che tu che mi voleva fare con niente a mia casa! E con quale coraggio di presentarti? Dimmi, con quale coraggio di presentarti? Ma ora sai che ti dico? Ah, finimo una volta per tutti questa storia! Perché io ti sparo e te levo davanti! E così finimo! No, ci sparo! Mamma! Volevo dire, presidenti, non mi ammazzare, ti prego! Non mi ammazzare! Ma senti, caro consigliere, ma non dire perché ti sta peleando da sta maniera per questo motto di fame? Vedi papà, su molto di fame, come dici dov'è? Ma se ti do i fondi? E allora non c'è bisogno che c'è più, levati perché non dai le nipote, levati! Ma tu ti sparo, ma tu me levo davanti, sto fedenzia, sta cosa lì, sta venendo filando a casa e mi fai gonna, un bacio di me nipote, un bacio di me nipote! Baci di me nipote! Figlia, fammi capire il buono. Tu aspetti un figlio di sto fragile dopo maturare. Vedi papà, io amico, si voglio troppo bene e quindi io voglio passare il resto della mia vita. Non mi ammazzare, ti prego, fammi lo meritare. Universale a fine del mondo un pomodoro
si accoppiò con una patata. Io voglio che può nascere. Nasce una patata che sape di pomodoro. E cosa accatta mai sta cosa? Cosa accatta mai? La Padania è rovinata. Il mio impero che aveva durato 200 anni si è sciolto perché è tradito. La reale stirpe della patata è stata invillanita da un fumatore San Marzana. Il sacro fuoco della libertà si è astudato. Concettina, tu, figlia mia, a Repubblica di Patati è caduta. Piano! Corrida mi vita! Uomo di Natale! Pianuzzo! Ciao, dove corri? Io la come un pazzo! Io la mortificio! Io la come figlio! Vivo, sogno vivo! Oh signore Dio, è stato il marcato che mi batti! Ma che a destra! Ma chi? Che andavo guarda? Dottori, Pippo, Nitto, Alfredo! Ma che fai chi tutte cara? Ma chi è festa? Insomma, si può sapere che succedeva? Ianu, ti posso chiamare Ianu? Ma? E chi è sta novità? E chi mi volevi chiamare, Ninitto? Ma... Papà, io ti posso chiamare papà? Ma lo sapete che mi state facendo tutte i faccia oggi? E certo che mi puoi chiamare papà, come mi chiamare? E io ti posso chiamare papà? Senti Pippo, va bene che mia figlia lascia reggimenti per caere per va bene che diventa sto pace di miei nipoti, ma senta mia, non te la cara, sai, non te la cara. Io vorrei chiamare papà, che sai che sono innamorato di vostra figlia. E poi, guarda che aspettavo magari un carrosetto. Vai papà, non ci dire di no. E tu non sapevi niente, la pera, no, mai. E va bene, ma poi voglio contare tutte cose, tutto! Così mia figlia si figlizzita? Io aspetto un figlio? Io divento nonno! E perché io? A già lei? Oh, che giornata! A proposito di ziti, Ah, e come finiu? Mi volete fare i recini di cassuta? Carate, se ci vuoi sola! no papà, che Linella, ami
Ma chi si zitta con radio? Io magari tu si zitto. Che cadere mocciata sotto la olina, ma vita vera mi sta apparendo una casa di pace oggi. Giuliano, ma scusate se mi vedi una scia di cassuta, ma appena ci spieghiamo, vedete che non facciamo niente di male. Anzi, papà, Aninella, cioè vuol dire pure grazie che si mettevo cassotta. Infatti, io sono convinto invece che per me è per andare tutto manicomio. Che secondo me mi fottisto ci rivede oggi. Caccia troppo cose che io non capisco. A ogni modo, Giuliano, buono, sì, i Carusi si vogliono bene e si vogliono parizziti. Sì. Per mia non c'è niente in contrario. Per mia sta bene. Vabbè. E se va bene per te, che poi me ne devo, no? E che dire? A questo punto che dire? Va bene magari per me. Grazie papà! Grazie papà! Oh, pensa ma che giornata! E là uno! Pascale! Non è tuo frate Michele, che noi? Avessi chiesto di da fuori. Che faccio? Vai, chiudiamo. No, lei ci vede quanto Michele tocca l'aria. Che oggi sono fuori queste emozioni. Così partita la mensa, così vanno che ma capisci Giornetti? Fare la ordini, devo dire che non dici! Michele, io sogno che fanno mica luci. Certo da qua l'uscio, ma siccome lei mi disse che non fare passare a giugno, pareva d'ordini! Ma visto che parla, per davvero? In America, che tali con taricchia per la dottine, se non sentono tutti che fanno la dottine, entra, non ti preoccupare. Basta. E chi sono sti cose in mia casa? Chi, La scopetta d'incontro, la parola dottine, ti metto su la destra, vieni qua. Bravi. Mi fa piacere. Ma che devi entrare sto piacere completo tutti tu, Ma tu ne riuscito, ti tallavo di Pasqua! Ma dico io con tutti questi due! Invece mo, tallavo di Pasqua da mio frate. Ne ausi, come tutti i picciritti, che buttoi ai cicogni. Ah sì, ai cicogni e buttoi. E senti... E nudo ci fu che ci sappia sparare a sta cicogna. Ma che dici di Giuliano? Quando arriviamo in realtà famiglia, e non ti dà contenti. Mio padre mi dice sempre, figli, quando arrivaste voi, non chiesto per davvero, niente di buttare. Sì, era casa niente sto. Lasciamo stare, che se io continuo a parlare con Biausi, divento più scemo di quanto non sono. Per favore, nuova occasione, andate più di magari. Dopo, venite qua. Ma sentite qua, ma questi due niente si può fare. Effettivamente, caro signor Sparavagliazzo, il caso è alquanto complesso per i fratelli Sciarraballo. Ci vorrebbe uno shock, ma di quelli forti. No, lasciamo stare. Ho capito quale shock vuole dire, dottore. Ma per farlo rinascere, un mondo nuovo per rinascere. Ogni troveria spazio l'amore infinito di una moglie per suo marito. A porta da casa aperta si potrebbe rilassare, sarebbe un paradiso. Invece, guardate, i porti di casa sono chiusi, con scanto da guerra e da corruzione di gente fiducia. Si va al campo per vedere giocare a palloni e finisce sempre che muore gente senza ragione. Se per caso ne piglia qualche malattia, in ospedale non si può stare, perché sono pieni di l'ortia e a fine mesi non si arriva, perché manca lo ciavaglio, che a Peterino non penso che è stato tanto meglio. Da sto mondo sparapagliazzo uno non può non essere pazzo. La nostra sola speranza sono i politici, con tutta la sua arroganza,
chi più vincere le elezioni promettono senza fare nulla distinzione. E quando iniziano il governo, se non riescono a sostituire magari lo passatenno. Perché pure dei Pax si parla e si canta, ma pure se purtroppo non sappiamo ancora più una piglia, dico, sempre santa resta famiglia. Intanto fra euro e finanziaria non si campa, più politico o contrario si ne avanti. Invece mi pensava povera gente che fa, guarda sa che è più importante. E sono convinto e potrei magari giurare che nostre donne mi mettono una tassa pure per cagare. Non restiamo muti come scecchi e cade stanto panaro, come può dire Naffredo Pomaturano. La migliore tradizione della filosofia cristiana ci ha insegnato che il potere dovrebbe essere servizio e i politici lo dovrebbero esercitare per dividere il bene dal male e non il ricco dal povero. In questa vita purtroppo eterna è l'arroganza dei potenti, ma in questa vita, per fortuna, la speranza è dura a morire. Alfredo Pipparello Splameli Nitto Giovanni Giorgianni. Elio Nino Russo Fortunata Deborah Giorgianni. Alfiu Salvatore Cannistrà Ninella Giusipianni. Pippu Alberto Insana Concettina Domitilla Cannistrà. Pascali Nino De Tata Micheli Placido Insana. Nunziatina Nunzia Pino Ianu Enzo Spurio. Hanno inoltre permesso la realizzazione della commedia Trasportatore del Suono Roberto Romano, Acconciature Gianni, scenografia Andrea Lombardo, Francesco Cannistrà, Giuseppe Giorgianni, Pasquale Giunta, direttore artistico Dominique Joseph Splameli, sceneggiatura Nino Russo. Adesso diamo la parola agli amici del comitato. Grazie.